Giovedì 6 luglio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo agli articoli, alle notizie messe in prima pagina. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. Si apre davvero con una bella notizia: Safilo, tutti salvi 458 dipendenti. Dopo Telios si fa avanti un industriale friulano pronto ad assorbire i 208 dipendenti esclusi dal progetto iniziale. Il presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco del comune di Longarone, Roberto Padrin, commenta così: sarebbe un grande passo in avanti, sindacati ancora prudenti, assemblea il 10 luglio, poi incontro in regione. Svolta nella difficile trattativa in corso per salvare i 458 posti di lavoro di Safilo. Ieri l'azienda, nel corso di un vertice in regione, ha comunicato ai sindacati lo stato di avanzamento dei contatti con Telios e con l'imprenditore friulano Carlo Fulchir, titolare dell'Ivision ex Safilo di Martignacco, per assorbire rispettivamente 250 e 208 dipendenti. Cauti i rappresentanti dei lavoratori, che aspettano di veder seguire alle parole anche i fatti, dati, piano industriale, firme, scadenze, nero su bianco. Riconosce il passo avanti anche il sindaco di Longarone Roberto Padrin, che ora attende gli sviluppi ufficiali. Gli approfondimenti li troverete a pagina 2 e a pagina 3. La foto di copertina invece ci porta a Selva di Cadore, esemplari mai visti prima al Museo Cazzetta, dagli squali ai dinosauri, tutti a grandezza naturale. Nell'Alto Agordino da sabato e fino al 22 ottobre sarà possibile vedere anche uno squalo megalodonte della lunghezza di 11 metri, oltre ad altri animali preistorici nella mostra Evolution, storie di cambiamento al Museo Cazzetta di Selva di Cadore. Fantuzzi bloccate, eppure ci sono vantaggi per tutti. La provincia, l'ente, se arrivano i soldi, pronti a partire con il nuovo Galilei. E continuiamo con Cortina, salva la cagnetta, ma non la borsa da 5.000 euro. Si lancia in strada per salvare la cagnetta, ma lascia incustodita la borsetta da 5.000 euro che sparisce. È successo a Cortina davanti all'Eurospin. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, poca crema solare in montagna, record di melanomi. E ancora per quanto riguarda la salute, alleanza USL, Confindustria e Agrav, 80.000 tovagliette in 40 rifugi. Richiami di spalla, Longarone, Vaionta, la frana fra i primi 100 siti geologici al mondo. Ancora dal capoluogo, via Marisiga, il giudice lì niente autovelox. Il giudice di pace Fabrizio Schioppa mette in discussione l'autovelox di via Marisiga, cancellando la sanzione a un conducente finito nel mirino dei vigili. Per quanto riguarda lo sport, altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Calcio a 5, il Sedico non giocherà più, colpa anche della riforma dello sport. Cadore, via dell'acqua, l'Unione Montana recupera i sentieri per cascate e al Pago mountain bike arrivano i big, tutto esaurito nella Conca. Dal Pago Bike Fantastic, che si disputerà nel corso di 3 giorni al Via Domani, registra un sold out nelle strutture ricettive della zona. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla bella notizia che interessa 458 lavoratori bellunesi. Safilo, dal cilindro spunta Fulchir, lavoratori salvi. L'imprenditore friulano e Telios assorbiranno tutti i 458 dipendenti, sindacati soddisfatti, ma ora fateci vedere i piani industriali. E la foto di copertina richiama la stessa notizia che abbiamo trovato sul Gazzettino di Belluno: un maxi squalo in terrazza. A Selva c'è la mostra Evolution. La riproduzione lunga 11 metri è installata nella terrazza di uno squalo megalodonte che milioni di anni fa nuotava nei mari delle attuali Dolomiti. Nella foto lo vediamo già installato al Museo Cazzetta. È il pezzo forte della mostra Evolution al via sabato a Selva di Cadore. La rassegna ripercorrerà l'evoluzione dei vertebrati. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: appello al governo, Zaia, presidente della regione in pressing, le associazioni d'Arma entrino nel terzo settore, coinvolta anche la conferenza delle regioni, soddisfatti i presidenti degli alpini, giusto riconoscimento. Cantiere ANAS a Feltre apre la bretella sulla statale 50 per l'intervento al cavalcavia. Appello dell'USL numero 1, alta incidenza di melanomi, proteggetevi dai raggi solari.
Una storia che riguarda la chiesa locale, preti da 70 anni, anche il vescovo partecipa alla festa. L'intera diocesi si è stretta nell'abbraccio a Don Enrico Zasio e Don Lino Mottes, che ieri hanno festeggiato i 70 anni di sacerdozio con una messa celebrata dal vescovo Renato Marangoni nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Siamo appunto a Feltre. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2 e la notizia messa in primo piano ci porta in provincia di Belluno, economia bellunese. Safilo, ci sono 2 cavalieri bianchi, in campo anche l'imprenditore Fulchir. Si profila una soluzione a impatto zero per Longarone, Telios assorbirà 250 dipendenti, Innovatec i restanti 208. L'articolo a firma di Roberta Paolini. I cavalieri bianchi per Longarone sarebbero 2, uno per ciascuna delle 2 unità produttive della piattaforma bellunese di Safilo. Ad annunciarlo è stata la stessa Safilo, che ha comunicato che sulla cessione dello stabilimento ci sarebbe, oltre a quella con Telios, una trattativa avanzata con l'imprenditore Carlo Fulchir. I suoi figli Eva, Stefano e Federico Fulchir con iVision Tech hanno reindustrializzato il sito di Martignaco proprio di Safilo. Questo intervento, con la potenziale operazione di Telios SPA già comunicata, scrive l'azienda, consentirebbe la conservazione del know-how del sito e la totale ricollocazione degli attuali 458 lavoratori. Proprietà in pressing sulle parti sociali, ora arriviamo a una rapida definizione. E sempre in merito alla notizia, la bella notizia che ci porta a Longarone, siamo a pagina 3 del Corriere delle Alpi. Dal cilindro un nome a sorpresa, ma ora dateci i piani industriali. I segretari di Wiltec, Fictem e Felmca, soddisfatti per l'impatto occupazionale pari a zero, ma rilanciano: i lavoratori non dovranno rimetterci nemmeno un euro in questa operazione. Le parti sociali, ridare nuova vita ai 2 stabilimenti è un fatto importante. Un commento arriva anche dal primo cittadino del comune di Longarone, Roberto Padrin, che guarda al futuro. Sarebbe un grande risultato per il sindaco questa prospettiva. Potrebbe dare risposta al bisogno di garantire il lavoro a tutti i dipendenti e a mantenere il know-how. E adesso passiamo a pagina 4, notizie di carattere nazionale, la politica, Santanchè i veleni, la ministra, le critiche più feroci sono arrivate da chi prenota i miei locali, sono qui per difendere l'onore mio e di mio figlio. L'approfondimento in merito a quanto si sta svolgendo in Parlamento lo troverete a pagina 4 e a pagina 5. Ma continuiamo con pagina 6, Berlusconi, niente politica, resto alla guida di Mediaset, non vendiamo a nessuno, Pier Silvio, apprezzo Cairo ma una fusione è impossibile, ci mangeremmo RCS, Forza Italia può e deve garantire stabilità a un governo eletto dagli italiani. Questa è una delle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, 50 anni, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del gruppo Media for Europe. Il testamento, si parla sempre di Berlusconi, il destino dell'impero in un documento di 3 pagine, il nodo delle quote di controllo nell'ultimo foglio di lascito a Marta Fascina. La villa di Arcore non sarà un museo. E adesso i fatti che ci portano in Ucraina, a pagina 8, tra i sopravvissuti di Chasiv Yar, dove tutto è perso resta la solidarietà. Nelle città del Donbass infuria la battaglia contro l'esercito degli occupanti, qui l'animo umano riesce ad adattarsi anche all'innaturale. Alfabeto del futuro, notizia che ci porta in Veneto, sport e impresa, Treviso resta la vera capitale. Il territorio si conferma fucina di talenti, di passione. Con i campioni e con le aziende, l'evento a Santa Caterina e la conversazione tra il ministro Abodi e Massimo Giannini, direttore dello storico quotidiano di Torino. Sempre dal Veneto, una provincia di inventori, nei nostri brand c'è la passione, tecnica, lotto, scarpa, storie di imprese e di innovazione. La missione oggi è realizzare prodotti più sostenibili. L'approfondimento in merito all'imprenditoria e al genio veneto vi aspetta a pagina 10. Continuiamo invece con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 17, tra fisco e contributi, Zaia, associazioni d'arma nel terzo settore, volontari preziosi, è giusto sostenerli. Il presidente Veneto in pressing sul governo, Favero, presidente di ANA, noi garantiamo solidarietà e tanto impegno a costo zero. Tutti d'accordo, noi in prima linea meritiamo questo riconoscimento, il comitato d'intesa sarebbe giusto, ma non dimenticatevi dei piccoli sodalizi.
Siamo a pagina 18, la campagna di prevenzione, melanoma, aumentano i casi, l'USL proteggetevi dal sole. I bellunesi sono i più colpiti nel Veneto, sono 85 i casi registrati in un anno. Utilizzate cappelli e creme solari anche per passeggiare in montagna. Questo è l'appello lanciato appunto dall'USL numero 1. Pagina 19, sociale, nuova gestione alla RSA di Cusighe, la gara di appalto pubblicata dall'USL. Il bando da oltre 16 milioni di euro varrà dai 3 ai 5 anni, l'azienda vuole assegnare la struttura da novembre. E continuiamo con la sanità, la situazione è critica, l'USL deve intervenire, il comitato dei familiari non è contento, ovviamente approfondimento riferito alla nuova gestione alla RSA di Cusighe. Tutti gli approfondimenti li troverete a pagina 19. Siamo a pagina 20, Nevegale, chi ci ha preceduto ha preferito tergiversare. L'assessore Roccon replica gli affondi della minoranza, critiche strumentali. Abbiamo lavorato pancia a terra, ma l'iter di trasferimento era molto lungo. Questa è la dichiarazione dell'assessore Roccon in merito alle polemiche dovute alla comunicazione che quest'estate la seggiovia del Nevegal rimarrà chiusa. Fototrappola, visto dalla fototrappola il vandalo dell'avvocato brasiliano denunciato, il fatto è accaduto in Piazza dei Martiri, siamo nel capoluogo. Polizia locale, bellunese sanzionato su patente e revisione e ancora il PD incalza, troppa approssimazione. Dispiaciuti gli amici, speravamo nel miracolo che non è arrivato una dichiarazione, una reazione riferita sempre alla chiusura per quest'estate dell'impianto di risalita del Nevegal. Rimaniamo nel capoluogo, a pagina 20, tamponate dal camion finiscono nel fosso 2 donne all'ospedale, l'incidente è avvenuto in via Tiziano Vecellio. Pagina 21, Galilei, Reniere Calvi, altri 8 centini, al liceo scientifico c'è un quartetto al top. Molta soddisfazione tra i ragazzi che hanno chiuso gli esami di Stato, alcuni non si aspettavano il massimo, quasi tutti continuano gli studi. Le interviste le troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo invece a Feltre con pagina 22, da oggi apre il cantiere ANAS, apre la bretella al cavalcavia di Ponte fino al 18 agosto, doppio senso unico, la deviazione riguarda tutto il traffico in direzione Feltre e chi procede verso Belluno transiterà ancora sulla statale 50. Da Santa Giustina, monopattino travolto e un ragazzo ferito, automobilista a giudizio. Altra sentenza, mai versato gli alimenti, padre di famiglia paga 30.000 euro per la figlia. In questo caso il fatto di cronaca giudiziaria ci porta a Feltre. Rimaniamo a Feltre, Draghi, Basilischi e Rettili, nasce il Festival dell'Araldica, presentata la rassegna di Feltre che avrà come fulcro la mostra ospitata nelle antiche prigioni, prevista una serie di incontri, spettacoli, conferenze, tra gli ospiti il medievalista Franco e Cardini. Il 10 agosto apertura della rassegna, poi 2 settimane piene nel mese di ottobre, un ciclo di laboratori gratuiti per avvicinare in modo creativo i bambini all'argomento. In 150 la camminata di 12 km lungo i sentieri del Telva, obiettivo superare l'ostracismo dei proprietari. E sempre da Feltre gli arbitri alla Coppa Arcobaleno, Consiglio Nazionale AIA dedicato alla disabilità. Altra notizia che ci porta e che ci fa in questo caso rimanere a Feltre, comitato Farra Boscarizza, bambino cade lungo la ciclabile, tratto senza protezioni come si può vedere da questo scatto fotografico per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Continuiamo con pagina 24, chiesa locale, 70 anni con la tonaca tra la gente, festa grande per Don Zasio e Don Motte su una messa molto partecipata celebrata ieri dal vescovo, ha salutato il traguardo raggiunto dai 2 sacerdoti ed ecco un momento della celebrazione appunto presieduta dal vescovo della diocesi di Belluno Feltre, Renato Maranconi. Sanità feltrina, pediatra in aspettativa per lavorare in Africa. Domenica Celarda invece tra storia e natura, pedonata nel Vinchetto. 12 chilometri, l'appuntamento è per domani con inizio con la partenza alle ore 10. Siamo a pagina 25, Borgo Valbelluna, pasti a casa e gite per gli anziani, colletta per comprare un mezzo. L'Associazione Volontari Villa Agosti vuole potenziare il servizio all'RSA di Trichiana, il presidente ne essenzia con un veicolo dedicato, più uscite assieme ai nonni. Notizia di spalle, Sedico, Castelliere, ripartono le visite con le guide. Limana, l'ufficio tecnico operativo da oggi nell'ex municipio. Ancora da Sedico, voleva ammazzarla e poi togliersi la vita a processo dopo l'arresto fatto di cronaca giudiziaria. 2 notizie invece che riguardano il comune di Borgo Valbelluna, trattore a tutta velocità, pedone querela l'autista e ancora alla Sagra del Carmine, cucina e pedonata. Appuntamento stasera alle ore 19:30
con l'apertura della frasca. Siamo a pagina 26, al Pago, cava di carbonato a Col dei V, pronti a produrre di più. Enzo De Pra, l'attività è tornata ai ritmi pre-Covid, si punta a una crescita. Altolà di Vittorio Veneto, ampliamento solo con benefici per il territorio. Attesi 800 atleti, strutture ricettive piene per l'Alpago Bike Fantastic, l'appuntamento al via questo fine settimana. E ancora dall'Alpago, condanna illegale, cadono 2 reati in Corte di Cassazione. Ponte nelle Alpi Pride, la commissione aderisce al manifesto, l'appuntamento è per il 15 luglio in Piazza Martiri nel capoluogo bellunese. Continuiamo con pagina 27, grande festa per la Serie B e la Serie Group, alla Vena d'Oro c'erano i 120 dipendenti, stabilimenti chiusi per celebrare i 50 e i 30 anni delle aziende e l'83esimo compleanno del capitano Gianfranco Riolon che vediamo in questo scatto. Passiamo in Agordino, Livinallongo, via libera la nuova seggiovia, Monti di Ornella, Passo Padon, sì con prescrizioni dalla conferenza dei servizi in provincia, ora l'ultima seduta, il nuovo impianto porterà fino a 1800 persone, allora possibile anche la discesa. Agordo, malore lungo il sentiero, pensionato muore dopo l'escursione, malore fatale in montagna, muore un escursionista trevigiano di paese, Luigi Sanvido, 77 anni, ha perso la vita ieri pomeriggio mentre con un certo numero di amici e parenti stava percorrendo il sentiero sottostante a quello dell'Alta Via numero 1. La comitiva si trovava a circa a metà strada tra il Rifugio Bruto, Carestiato e Forcella Camp, siamo nel comune di Agordo, quando l'uomo si è sentito male accasciandosi improvvisamente a terra. Non ci sarebbero stati particolari preavvisi, i suoi compagni di uscita hanno chiamato subito il 118 e mentre aspettavano l'arrivo dell'elicottero con base a Pieve di Cadore hanno cominciato le manovre di rianimazione sul posto, purtroppo però è stato tutto inutile. E rimaniamo in Agordino, Selva di Cadore, un megalodonte di 11 metri racconta al museo Cazzetta la storia dell'evoluzione. Parte sabato a Selva la mostra evento sui cambiamenti dei vertebrati, modelli di animali preistorici e reperti per ripercorrere milioni di anni. Siamo a Cortina, Giochi Olimpici 2026, gestione della pista da bob, il PD, Zaia dica chi pagherà. La segretaria bellunese si dice preoccupata dopo l'allerta della Corte dei Conti, i costi sono raddoppiati e non si è fatta chiarezza sulle spese future. E sempre a proposito di Olimpiadi, cambio di destinazione dei terreni a Ronco, martedì in Consiglio, parliamo ovviamente del Consiglio Comunale. Sostegno agli eventi, la Fondazione Cortina lancia l'Honor Club. E ancora da Cortina, 3 giorni a tutta architettura, parte il primo Design Weekend, tutte le informazioni potete trovarle sul sito del Comune di Cortina d'Ampezzo. Notizie invece che ci portano a San Vito di Cadore, a pagina 30, via dalla convenzione per la polizia locale, ce la gestiamo noi. Il Comune paga da solo metà spese del servizio associato, il commissario dice basta, da gennaio si fa per conto proprio. Pieve di Cadore, notizia di spalle, parte da TAI la stagione dei mercatini antiquari. Un'altra notizia da Cortina, chiusa la maturità al liceo artistico del Polo Valboite. Migranti, notizia che ci porta a Pieve, sì al Cassa TAI, ma Pieve pone le sue condizioni. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, l'evento dell'estate, assalto a San Giuliano e la festa dei 60.000. Arrivano i pinguini e non sono fake news, data zero per la band Fenomeno, domani sera l'immensa area verde di Mestre torna all'energia che ne ha fatto la storia. Dalla rubrica Giorno e Notte, notizie culturali che ci portano in provincia di Belluno, la Kermesse, 3 locali, un cortivo e la piazza, 5 concerti jazz in Alpago, doppio fine settimana musicale, il via domani con il Latin Jazz Trio al Baywatch, domenica appuntamento a Curago, poi il 16 la chiusura nel cuore di Farra. A Belluno torna a leggere Le Sere, domani c'è Siamo Liberi. E ancora anche 3 bellunesi tra i finalisti di Trichiana Paese del Libro, Bassotto, Bortoluzzi e Chenetti all'assalto della 33esima edizione della gara. Sabato 29 luglio la finale, Alessandra Grandellis la presidente di giuria. E adesso lo sport bellunese, calcio a 5, niente iscrizione, Sedico alza bandiera bianca, un anno di pausa sperando poi di ripartire. Dopo l'autorecessione dalla C1 alla D di un anno fa, l'assemblea straordinaria ha decretato la sofferta decisione. Calcio, Serie D, Dolomiti Bellunesi, colpo in difesa con Bevilacqua, il nuovo acquisto è un ex Frosinone. Frosinone arriva da 2 esperienze in C con Carrarese e Pergolettese, in estate segnò al Milan. Promozione, addio allo Schiara, il Borgo Valbelluna accoglie Enrico Savi, la categoria superiore ha fatto la differenza. Calciomercato, Decol verso il Vicenza, Chiesa, futuro incerto, 2 squadre in pressing sull'ex Belluno Pecosta. Ancora sport, pallavolo Serie 3, Nesello critica il Belluno, una scelta sbagliata il divorzio da Paganin.
Canoe, i mondiali junior e under 23, a Auronzo l'Italia parte subito forte e conquista bene 13 finali. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Tempo generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesta variabilità pomeridiana in prossimità dei rilievi. Precipitazione generalmente assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.